Beh, al tempo di Buongiorno Bambina probabilmente Rossana Mazzotti ancora non era fidanzato con la Huzinger, però insomma se lo fosse stato avremmo capito il motivo per il quale poi insomma fu mandato un po' a quel paese. Abbiamo qualcuno in linea, pronto? Buongiorno. Oh, buongiorno. Nunzia, buongiorno, come sta? Come sta? Sì, ecco, si è calmata la situazione perché ieri insomma ieri è successo alla Catania, può dirlo forte, può dirlo forte. C'è stato forse ce l'avamo sta cosa, ma non la facciamo più. Anche perché è un po' pericolosa. Cioè, adesso. Ma questo giovanotto che ci gioca con Fuaso, questo giovanotto. Giovanotto, signora, guardi che questo è un campione di rugby. Rugby che è quel gioco che si gioca nel campo come quello del pallone, no? Beh, insomma, si gioca su un campo. Partito truccati, io mi ricordo che me lo ricordo io, che io ci ho lavorato. Ma che dici? Ho lavorato che facevo la bibbetara, mestiere con la bibbetara. È entrata perfettamente in argomento. Come cucino Ignazio, no? Vediamo bibbe dell'Oppine, in sullo stadio. Che niente, questo chi sono? Gioco chi sono partite truccate. Ma che c'entra? Ma come che c'entra? I giocatori toccavano la palla in mano, l'arbitro non ci diceva niente. Ma che c'entra, signora? È così il gioco. È così il gioco, signora. Un pallone arrivava una tribuna che c'ero io, poi picchiai un pallone tutto scoppio. Che cazzo c'è un pallone buono? Ma che c'entra, signora? Il pallone tutto stotto. Tant'è vero che non a caso si chiama l'ovale, proprio perché si chiama l'ovale. Appunto, l'anallovare, perché è buono, l'anallovare. Che c'entra, signora? Ci vuole il rotondo. Ma che c'entra? È proprio così. E poi tra l'altro credo sia anche cucito a mano, insomma, c'è tutta una storia dietro il pallone dei rugby. Certo, lei così insomma, dice queste cose. Chiappo, non do campo, l'arbitro non li ammonisce mai. Sta uno che correva, c'è un altro che picchiavo peame, non la stavo correndo intera. Se chiaravo un gol ci va a rubare la palla. Signora, e l'arbitro non ci diceva niente. Fanno pallone, vuol dire quando io con Catania, come un tocco, un giocatore stavo dando l'aria, signora, fa parte delle regole del gioco, proprio sono proprio queste. Sì, sono proprio. Sì. Ignazio ci poteva giocare, Lo avrei visto bene, perché poi ma lui fisicamente, secondo lei, dico, perché io non lo conosco bene, me ne ha sempre parlato, ma non l'ho mai visto sto Ignazio. Non lo conosce lei. Ecco. Ci conviene. Dico fisicamente, conviene a chi? A me? A lei. Appunto, dico fisicamente come è messo? Ma qui? Ignazio. Ci devo una cosa sola. Io non ce l'avevo solo davanti, stasera direttamente da re per guardare la macchina. Mi vuoi indicare? Vabbè, adesso. Lo vuoi conoscere? No. No. Nonostante oggi mi senta abbastanza tutelato perché proprio Andrea qui accanto a me, però insomma, non so fino a che punto, sa. Che lui bella creatura. Sì, ma poi tu sei bravo. Buonasera signora. Buongiorno a lei, è mio cugino, perché non se lo porta con lei? Lei dove gioca? A Parigi? A Parigi. Scusi, ma a Parigi. E lo facesse avvicinare. Ma a Parigi sono tutti alti allo stesso modo, vero? Hanno tutta una lunghezza, sono tutte Parigi, vero? No, devo dire di no. Si sono evoluti anche loro. Sono uno auto, uno culto. Esatto. Non sono Parigi, sono Sparigi, scusi, non è per male. Comunque, ma Parigi che è quella città dove c'è quella traliccio di auto? L'ammasso di Ferraglia. Sì, un traliccio, quella della corrente, no? Esatto. Una cosa rimbazzire, no? Con lei non ci costa un sacchi soldi. Una cosa pittincilla tutta mare, no? Con quanto soldi ci vogliono. Occorre la manutenzione. Lei che è singolo? No, signora, ascolti. No, sono accoppiato. Non faccia fare brutte figure, signora. Che peccato, perché avrebbe bella voce. Lo so, mi è piaciuto conoscere, perché sai, io sono single. Sono single, una volta si diceva bizzocca con la D. Poi invece sono single, si dice così, sto cercando un compagno, a me non mi dispiacisse, che mi trasferisse a Parigi. Signora, ma lei mi fa fare sempre ste figure, quando io ho degli ospiti fa sempre queste, ma fa sempre ste proposte in diretta alla radio, signora. Perché lei è maradato, con lei non ce ne esce niente, ha fatto come hanno visto, ma basta il rapparetto. Insomma, onestamente, francamente io aspiro a qualcos'altro, giocatore di rugby, vedo un po' stato, le ho viste quando giocavano. Tra l'altro, guardi, le dico anche una cosa, è anche biondo. Biondo? Sì. Giocatore di rugby? Sì. Biondo vive a Parigi? Sì. Ma lei è fidanzato ufficiale, scusi, giocatore? Ufficiale. Ma devo fare io, non trovo mai, vuol dire, la situazione giusta, ma non le dava un fratello, un amico, un compare, un cognato? Ci posso presentare a qualcuno? Un compagno di squadra, per esempio, che ne so, un giocatore come lei. Ce n'è, signora. Allora ci posso venire con lei a Parigi? Ci può venire. Sì, senta, lo potevo portare un anno. Perché un anno, sa, per caso non lo posso lasciare. Perché... E poi siamo troppi. Ma un anno però, sai, lo mettiamo un buono, io basta che c'era un garage, lo mettiamo chiuso da Inter, c'era un bello televisore, io non siamo più. Poi vedremo, signora. Poi tu socializza che suggi, io con i gatti, che suggi si fa compagnia.
E allora la vengo a trovare, signor Lo Cicero, grazie. La ringrazio. Comunque non è vero che è un gioco di partite truccate, non è vero. Adesso si sta arrivando, capito? Fa la ruffiana adesso. Poi solo una cosa, mia il pallone scoppio, mi piace, va. Hai capito? Hai capito? Tu sai che c'è a dire? Calabro, io è un cretino, va. Veramente, è meglio che tu sta a modo, che non ti crede, anche perché come fa a dire Cecchino? Ci hai fatto il fallo, che io non conto un bolone, vuol dire una sta corra da buona. Ma che fa? Sta conquistando? Lo fa a lui. C'hai ragione lei, signor Lo Cicero, la vengo a trovare, arrivederci. Buongiorno signora.